Gian Antonio Darè, lo strappo oggi è ufficiale. Tony e Ecco. scappo, portate pazienza. Pensa che... Pensa che Dio ti ascolti. Allora Darè, la corte è serrata, Flavio Tosi lo vuole in Forza Italia. Sì, mi vuole in Forza Italia, ma come ho ripetuto prima nella conferenza stampa, sono della Liga Veneta Lega Nord, sono in questo meraviglioso partito, in questo movimento politico dall'82, sono stato espulso, ma sono convinto che la Liga e la Lega Nord ritorneranno grandi dopo che Salvini sarà defenestrato. Resta leghista della Lega del Nord, precisa Gian Antonio Darè, che per il momento non cede alle lusinghe tosiane, anche perché il carroccio delle sezioni sembra acclamarlo. Dopo la mia espulsione sono chiamato in diverse parti della provincia di Treviso e non solo per andare a trovare le sezioni, perché si riconoscono nella mia idea della vecchia Lega, della vecchia Liga. E così Darè risponde a Giovanni Braido, candidato della Lega ufficiale, che ai nostri microfoni lo aveva definito Peppone Baffone. Io sono onorato di questo di Giovanni Braido, perché Peppone, Baffone e Don Camillo sono state le colonne portanti del cinema italiano, e quindi sono onorato di questo. Darè, che tiene a battesimo Gianluca Posocco, 47 anni, attuale vice sindaco, una tessera della Lega non rinnovata in tasca. Ma sono tranquillo, fiducioso. Ho accanto un grande uomo, soprattutto, al di là di un grande politico che è Tony Darè, perché sottolineo è un grande uomo, e una squadra di persone competenti, c'è tanta competenza, lungimiranza, professionalità, voglia di mettersi a disposizione e ascoltare anche le idee degli altri. In squadra Posocco può contare anche su Antonio Miatto, sindaco uscente, anche lui di fatto ex leghista, perlomeno della Lega salviniana. Gioco forza, non sono cambiato io, ma è cambiata il movimento che avrebbe dovuto rappresentarci. Lei quando è che l'ha riconsegnata questa tessera? Non l'ho riconsegnata, semplicemente non l'ho rinnovata. Quando non l'ha rinnovata? La scadenza è il 31 di questo mese, il tempo utile per farlo. Finirà l'era Salvini? Tutto finisce a questo mondo.